Buongiorno a tutti. Oggi vedremo una delle partite più belle che siano mai state giocate, una delle partite d'attacco di Daniil Dubov contro Sergej Karjakin. Sergej Karjakin vincendo anche solo battendo probabilmente sarebbe diventato campione della Russia, campione dello Stato del paese con la maggiore tradizione scacchistica del mondo. Dubov si trovava a dover giocare per una buona posizione in classifica e doveva vincere. Battere Karyakin non è facile, occorrono idee aggressive. Vediamo, vediamo la creatività, la forza e l'ingegno di Dubov in questa partita che non finirà mai di sorprenderci. E4, E5, la più solida. Karaki non gioca siciliano, non gioca cose strane, va diretto alla solidità. Cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4, alfiere C5. Solidamente Karyakin evita il fegattello, anche se non è un problema teorico da alto livello, ma è una questione di stile. C3, cavallo F6, D4 e per D. Ecco, adesso normalmente si gioca E5 o C per D4 e qua B4. Allora, questa è un'idea quasi sconosciuta. Esisteva anche il gambetto Evans, il gambetto Evans, non mi ricordo come si pronuncia, che non è considerato granché dalla teoria, ma è molto conosciuto. Quest'idea, giocare l'italiana, il gambetto italiano con B4, è davvero un'idea strana, un'idea che viene giocata raramente, ma interessante. Allora, qui questa è la prima partita di alto livello con quest'idea, anche se questo sacrificio era conosciuto fin dal XIX secolo. L'idea dietro questa mossa è di forzare l'alfiere a muoversi, possibilmente di obbligarlo a spostarsi dalla diagonale a 3F8, obbligarlo ad andare in B6, in modo che l'inchiodatura con alfiere G5 risulti ancora più forte, in modo che contro alfiere G5 nero non possa difendersi tornando indietro con l'alfiere in E7. Alfiere B6, che probabilmente è la mossa più critica, no? La ritirata più efficiente, anche se alfiere 7 probabilmente è possibile. E5. A questo punto cavallo E4 è la mossa di Karyakin, una mossa solida. Probabilmente forse una mossa forte è D5. Però qua bisogna essere aggiornati con la teoria, avere questa variante fresca. Il bianco può catturare in F6, nero cattura in C4 e qua scoppiano i casini. Alfiere 6, B5 per attaccare il cavallo, cavallo A5, F per G7 attaccando la torre, torre G8 e qua la posizione è complicatissima, no? È davvero complessa, C per D e qua non si capisce bene che re è più esposto, no? Probabilmente il nero può arroccare lungo, il bianco arroccherà corto e qua davvero è scoppiato l'inferno sulla scacchiera. Esistono anche altre mosse come D3 o cavallo B4 che è stata giocata da Anand, che Anand sa tutto. Anand aveva vinto una partita F per G7, C per B, donna F6 con i pedoni mobili, poi se il bianco arrocca donna per G, bianco molto esposto, D3 è un'altra idea, arrocco lungo, e qua davvero il caos regna sovrano nella posizione. E Karekin prova qualcosa di più tranquillo, qua l'attacco continua. Qua si poteva arroccare, ma alfiere di 5 è un approccio molto concreto. Bianco vuole rimuovere il cavallo da E4 in modo da poter giocare alfiere G5 con successo. Cavallo per C3, cavallo per C3, di per C3, alfiere G5. Qua Dubov forza un'inchiodatura. Se entrambi gli arrocchi venissero inseriti, dopo alfiere G5, donna E8 sarebbe un'alternativa possibile e sembra che il bianco non abbia abbastanza compenso qui. Invece dopo alfiere G5 non c'è ancora questa casella per la donna, quindi cavallo E7, il nero deve auto-inchiodarsi
arrocco. A sto punto H6 che sembra forte, alfiere H4. Ecco qui, diciamo che Karjakin, probabilmente quest'idea di Dubov è forse un po' troppo ambiziosa, però per confutarla bisogna prendersi dei rischi, qualcosa che Karjakin non piace, no, che a Karjakin non piace. Ecco anche l'idea di Dubov che a volte che sicuramente sapeva che poteva andare a stare peggio. Qua Karjakin che con la patta vince il torneo non vuole rischiare di giocare G5, sì perché Dubov probabilmente avrà dei secondi degli allenatori che gli dicono guarda sai che Karjakin non vuole rischiare, con la patta è campione russo, quindi tu prenditi pure dei rischi perché tanto nel peggiore dei casi non andrà a vedere il bluff. Così è G5 sarebbe stata forte, perché dopo alfiere G3 arrocco, improvvisamente il bianco non ha più nulla, i pedoni sono un po' spinti, ma poi il nero giocherà, può prendere, se l'alfiere si sposta, cavallo F5, D6, liberando tutti i pezzi, il nero vantaggio materiale, sti pezzi non sembrano dare al bianco grande compenso. Bianco gioca a Rocco e ora torre 1. E ora è difficile la posizione nera. La torre torna in gioco. G5 realmente ora non va più bene perché probabilmente già i sacrifici funzionano alfiere per è un tentativo disperato. Ma diciamo che su H per G, cavallo per G, probabilmente siamo vicini alla disperazione, no? Fiere, Alfiere per F2, un tentativo divertente che comunque non cambia la sostanza delle cose. Si può anche prendere esponendo un pochino di più il re bianco, ma non ci sono problemi nemmeno giocando re H1 con tutte le minacce. Su HP cavallo per e poi si va da re matto, su alfiere per E1, alfiere F6 e poi anche se l'alfiere si sposta, non so qua, arriva un attacco da matto imparabile, davvero una posizione devastante. Donna E8, quindi cioè, G5 qui non va bene, qualunque sacrificio vince, anche qualunque sacrificio, anche cavallo per probabilmente è vincente, qualcosa di questo tipo. Vabbè, qui, per questo era meglio giocare G5 prima di arroccare, perché con il re ancora nel centro il sacrificio in G5 non è così forte. Ok, quindi qua nero arrocca, non può più giocare G5, gioca donna E8 per schiodarsi, e il cavallo è schiodato, però ora la donna si trova sulla stessa colonna della torre bianca. Ok, a questo punto alfiere B3, gioca il bianco, anche qua diciamo che il nero sbaglia, gioca una mossa che confonde anche il computer, che il computer all'inizio pensa che sia pari, giocare A5 per aprire l'ala di donna come ha fatto Karakin, in realtà non va bene, qua era necessario continuare con cavallo F5 per cercare cambi, cercare di liberare la propria posizione e in caso, non so, di mosse come donna di 3, aspettando il cambio, no? Per poi migliorare il cavallo in F5, in G6 anche perché poi c'è la torre dietro, no? Perché c'è l'inchiodatura qua, si può anche giocare D5, perché qua su E per D6, donna D7, poi il nero libererà l'alfiere, il nero potrà cambiare, prendere in D6 con una posizione ariosa, no? C per D6, poi donna C6, alfiere fuori, e il nero sviluppa tutti i pezzi. Che se la posizione del bianco sembra sempre più comoda. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Dopo alfiere B3 a 5, alfiere F6, Dubov lancia un attacco diretto su G per e per. Questo è il principio della fine, torre per E7 F per E7 intrappolando la torre. In caso di cavallo F5 seguirebbe G4 per prendere su G per F6 G per, può arrivare anche un attacco con Re H1 e torre G1 ed è tutto finito, su D5 Re H1, la fine del gioco. Solfiere per, penso che il nero non abbia speranze, si può anche prendere, torre qui, donna G1, davvero, o cavallo H4,
poi donna H5, con attacco terribile. Caso di re H7, alfiere C2, E6, si gioca in questo modo, oppure cavallo H4, la posizione nera è senza speranza. Alfiere F6 A4, a questo punto alfiere C4, per lasciare l'alfiere sulla diagonale 2G8, e alfiere C2 si poteva giocare, ma questa diagonale va benissimo. Cavallo G6 gioca il nero per sempre prendere è deleterio. A questo punto qua Dubov gioca donna di 3, attacchi il cavallo, no? Qua donna di 3 va bene, in realtà forse donna C2 sarebbe stata ancora più forte. Dopo di 5 per c'è un attacco simultaneo su alfiere 6. Qua probabilmente si può prendere in C3 con la donna in D3, l'alfiere può cambiare in C4 attaccando la donna, no? E qua sembra che il bianco vinca in tutte le varianti, per esempio su C per D6, due punti esclamativi, donna per G6, sacrificio F per, torre per, e qua il bianco guadagna materiale, vince la partita, se su torre per, alfiere per, sono due pezzi per la torre che danno un vantaggio decisivo, su donna F7, torre per G6. Qua si vince per via di questo vortice, e attacco di scoperta, il finale è senza speranza per il nero per via di questa maggioranza 3 contro 1. Ok, donna di 3, qua il nero riesce per un attimo a salvarsi, alfiere 6, ecco, a questo punto ora alfiere per C3 confrontando la posizione con la donna in C2 non è così forte per alfiere per C4 che si salva, ma comunque Dubov gioca donna per G6 con un'altra bella mossa, che non vince così chiaramente. Questo è un sacrificio di donna corretto e diciamo che durante la partita Dubov non era sicurissimo che il sacrificio funzionasse, ma come si può resistere alla tentazione di giocare una mossa così? Può rimanere nella storia se funziona. F per G6, torre per E6. Bianco ha ottenuto due pezzi minori per la donna e minaccia una scoperta. A questo punto, probabilmente donna C6 sarebbe stata la mossa più accurata, anche se il bianco può dare una scoperta. Dopo donna per C4, torre per C7, torre F7 da scacco perpetuo, quindi il bianco avrebbe potuto calcolare minimo lo scacco perpetuo, poi continuare a calcolare. Comunque dopo torre per C7, torre per F6, no? Per eliminare il pezzo che dà scacco, torre per il bianco sta meglio, anche se ci sono chance di salvezza, perché qua ci sono... Il nero ha delle chance di salvezza perché ci sono due pedoni che frenano la maggiore. Il bianco ha solo un pedone in più, insomma. E l'alfiere qua è abbastanza forte, quindi il nero può resistere. Dopo donna F7, ora l'attacco procede spedito. Alfiere per C3. Il bianco ha tempo per mosse tranquille. E ora qua davvero... Ora ci sono tante minacce, per dire un'idea può essere torre 7, torre per G7, per dire su A3, torre 7 può essere un'idea, no? Torre per G7, re H8, torre per C7, come abbiamo visto prima, no? Minimo, minimo. Qua sembra che il computer dice alfiere per F2, questo sacrificio per complicare. Il gioco è complicato anche se ci sono già tre pezzi per la donna. Il bianco sta sempre meglio. Una variante da computer, alfiere per F2. Nella pratica, re H8 gioca il nero, ma ora torre 4, che schioda la torre. Donna F5, ora torre 7, ora la pressione sul pedone in G7 forza il nero a cedere la qualità, perché la presa in G7 porta praticamente il matto, attacchi decisivi. A questo punto, ancora una volta, alfiere per F2 sembra forte. Su re per F2 magari si può penetrare qui con attacchi, con attacchi vari. Si può giocare re H1. E la posizione nera continua a essere molto triste, no? Continuano a esserci delle... Questa forse tiene per figura una continuazione da computer che ovviamente un umano non vede, nemmeno se è Karekin. Dopo torre G8, take, per difendersi, no? Torre G8 presa. Ora il bianco non ha nemmeno meno materiale, D per C7, ora il bianco ha tanti pedoni, no? Ha torre, cavallo e vari pedoni per la donna. Cioè, vari pedoni no, però il pedone in C7 conta per molti, no? Una minaccia costante di promuovere il bianco. Dopo donna C2, la donna entra, il bianco consolida il pedone qua.
Con calma il bianco potrà farsi magari un buco per il re e poi accompagnare il pedone alla promozione. Ora alfiere per F2, è solo uno scacco, l'ultima soddisfazione. Ora H3 si fa un buco, si può fare anche A3 per consolidare la struttura, poi H3 ma uguale. Torre 1, A3, ecco magari c'è qualche... Era meglio fare A3 da bianco per evitare qualche controgioco, ma il bianco vince. Ora, qua, volendo, era molto potente, era una manovra di cavallo H2 per mettere il cavallo in G4 che minaccia cavallo F6, ma anche re H2 va bene. E qua cavallo D4, il cavallo attacca la donna e si attiva verso F5 e 6. Dopo alfiere per, dopo sarà difficile evitare un torre di 8 per cambiare il difensore della promozione. E alla lunga il bianco vince. Donna C4, cavallo F5 con attacco devastante. Donna per B4 per prendere un pedone, torre C1 minaccia di promuovere. Re G6 e a questo punto torre per G7. Non è tanto un cambio quanto è la deviazione. La torre sulla presa, il bianco promuove con posizione completamente vinta, pezzo in più, attacco da matto, torre in presa, re debole. Re per F5, torre per G8. Ora si minaccia di promuovere. Non c'è più modo di fermare il pedone. Alfiere per C8 gioca il nero, alfiere per C7. Ora è tempo di abbandonare. È come avere due torri, l'alfiere per la donna è come avere un pezzo in più. Una B2 scacco, torre D8 e la minaccia di torre E5 è troppo anche per Karjakin che ha abbandonato. Una bellissima partita, una vittoria comparabile appunto a quelle di Tal. Quindi bravissimo Dubov che ha creato problemi con una variante forse non scientificamente corretta, ma ha creato gravi problemi a Karjakin, portandolo in posizioni per lui anche se obiettivamente buone, scomode per il suo stile di gioco. Zona per A2, torre 5, scacco, il re non ha altre case che Rf4, mettendosi appunto, esponendosi a una scoperta decisiva. Bellissima, tornando indietro, bellissimo qua il sacrificio di Donna, una partita che rimarrà negli annali, una partita fantastica, delle più belle partite mai giocate, dove il bianco ha usato ed è stato premiato. Spero che la partita vi sia piaciuta, speriamo di vederci presto con altri video. Alla prossima! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!